Un sopralluogo è stato effettuato stamani presso il Viale delle Dune, dove nei pressi dell'ex Oceano Mare in Viale Sironi, a causa di una forte mareggiata degli ultimi mesi, l'erosione della costa ha raggiunto limiti preoccupanti, tale da mettere in serio pericolo lo stesso Viale delle Dune nelle parti del marciapiede e della pista ciclabili, letteralmente inghiottiti dal mare. L'allarme fu lanciato qualche giorno fa dall'associazione agrigentina Mare Amico, che immediatamente allertò il sindaco e le altre autorità competenti. Stamani finalmente il vertice con gli organi preposti, la capitaneria di porto, la protezione civile, i dirigenti dell'ufficio tecnico del comune, per stabilire immediatamente cosa fare per ripristinare in primis la sicurezza del posto e successivamente le altre decisioni del caso. Che in relazione potessero descrivere l'accaduto dei fatti, dobbiamo immediatamente richiedere al governo anche regionale un intervento affinché questa opera di erosione del mare possa continuare, perché nel giro di pochi mesi potrà aumentare e si potrà creare veramente un danno serio con chiusura addirittura del Viale delle Dune. Grazie. È venuto fuori una cosa interessantissima, perché i tecnici che sono presenti, ognuno di loro ha espresso il parere di competenza, hanno le idee molto chiare. Stiamo chiudendo proprio la conferenza con una relazione a firma di tutti, relazione che verrà inviata anche al governo regionale. Ma nell'immediato bisogna rinforzare questa zona che ha subito l'erosione con un intervento di Eni Massi e anche di cemento armato, e bloccare qualsiasi altra calamità successiva. A lungo termine bisogna immediatamente effettuare lo studio delle correnti, lo studio dei venti e lo studio anche dei fondali, affinché questi episodi, ahimè, che ogni anno si ripetono, continuano a intaccare ulteriormente la nostra meravigliosa costa. Innanzitutto va detto che noi siamo soddisfatti e felici per quello che è accaduto oggi. Abbiamo lanciato il nostro grido d'allarme, che è stato raccolto dal sindaco di Agrigento, che ha organizzato questa conferenza dei servizi, che è l'unico modo per poter, non dico risolvere il problema, ma per poter agire oggi. Oggi servono nell'immediato il posizionamento di massi a difesa della pista ciclabile e della strada, ma domani già dobbiamo pensare al domani. Il domani è l'unica strada possibile, è eliminare questo maledetto pennello che c'è alle mie spalle, che è causa di tutto il danno che c'è qui. Intrappola le sabbie, non permette il libero passaggio delle sabbie e l'aggrava il processo erosivo. Questo va eliminato. Riteniamo che nell'immediato, per salvaguardare la pista ciclabile e principalmente per salvaguardare la strada, che è molto importante per l'economia agrigentina, specialmente ora con l'approssimarsi della stagione estiva, è quella di porre dei massi sulla spiaggia a salvaguardia di questo tratto di strada, come intervento tampone all'erosione costiera che c'è per ora in atto in questo tratto. È un intervento sicuramente tampone che non risolve tutto il problema del litorale delle dune, anzi non risolve il problema del litorale agrigentino in generale questo tipo di intervento. Abbiamo suggerito al sindaco di farsi promotore di uno studio generale che comporti la costa agrigentina intesa dal tratto che va da Realmonte a Palma di Montechiaro, per far sì che ci sia un progetto mirato, unico, con tutti gli interventi necessari affinché tutta la costa venga ad essere salvaguardata, perché con gli interventi puntuali si corre il rischio di risolvere il problema appunto puntuale nel tratto interessato, ma di fatto spostarlo ad est o ovest per chilometri di distanza.